E questa tecnica nasce dall'esigenza di coprire un materiale che può essere potenzialmente visto come un corpo estraneo dalla paziente con un materiale biologico e pertanto la novità sta nel fatto che appunto avvolgiamo con questo materiale e poi la mettiamo in un piano sovrapettorale, quindi in un piano fisiologico, cioè andiamo a ripristinare in realtà la mammella dove la natura l'ha messa, cioè sopra il pettorale. Il vantaggio immediato qual è? Il vantaggio immediato è che la paziente non ha dolore, che può abilitare subito l'articolazione della spalla e il braccio, quindi riprendere il prima possibile una sua vita normale. Ha assolutamente meno probabilità di rigetto, noi abbiamo un follow-up a 4 anni, possiamo dire che fino adesso non abbiamo avuto nessun tipo di rigetto, cioè la protesi rimane ancora morbida, mentre con le tecniche tradizionali spesso vedevamo delle mammelle nel corso degli anni indurirsi. È chiaro che abbiamo bisogno di un follow-up molto più lungo, ecco perché ci sono degli studi multicentrici che hanno visto coinvolti anche altri centri di chirurgia plastica a livello europeo e mondiale per verificare la bontà di questa tecnica, però a 4 anni possiamo dire che siamo molto soddisfatti. Dottore, è una tecnica partita proprio da Treviso e che ora si sta diffondendo in tutta Europa e in tutto il mondo. Esattamente, questa tecnica è partita proprio da Treviso per così l'iniziativa mia e del dottor Simon Cotton di Bristol. Simon è un grande chirurgo senologo, ci siamo parlati una sera a un congresso e abbiamo pensato a questa tecnica. Dopo abbiamo trovato una ditta che ci ha affiancato nella messa a punto di fare il packaging di questa membrana che è già utilizzata per altre tecniche, ma soprattutto poi abbiamo pensato di metterla sopra il pettorale. Ecco, questa è stata effettivamente la novità che ha cambiato un po' l'evoluzione. E poi vi avvalete anche di questo software particolare Chrysalis. Sì, questo software è un software che è una novità direi a livello nazionale e soprattutto nell'ambito del sistema sanitario. La lungimiranza di questa direzione, il nostro direttore generale, il dottor Benazzi, che l'ha voluto perché è un sistema che ci agevola molto nella ricostruzione nel seno, ma anche in altre situazioni tipo traumi del volto, degli arti, in modo tale che noi possiamo con una semplice foto capire qual è il volume che dobbiamo andare a ripristinare per un intervento ricostruttivo.